Insomma, hanno investito bene i tuoi compaesani quella volta quando ti hanno dato una mano ad andare, a cominciare, diciamo così, la tua avventura agonistica. Sì, sì, sono stati bravi e li ringrazio ancora per aver riposto la fiducia in me. Continua a dare soddisfazioni alla sua Maserata, al Veneto e all'Italia, Barbara Pozzobon, fresca della vittoria per la seconda volta consecutiva sui 36 km della maratona di nuoto sulle acque libere tra Capri e Napoli di inizio settembre. Lei, che ha poco più di 20 anni, nel 2017 partecipò e vinse da esordiente alla gara della Coppa del Mondo in Argentina grazie ad una colletta dei suoi compaesani che le permise di pagarsi il viaggio. Continua a macinare successi grazie ad una forza di volontà non comune. Significa tanti sacrifici, tanti allenamenti, tante ore passate in piscina, in palestra, dal fisioterapista, però insomma penso che tutti i miei risultati, comunque le vittorie, ripagano di tutti i sacrifici che uno fa. E con lei oggi, alla riapertura della stagione invernale delle piscine di Viale Europa a Treviso, c'era l'altra stella nascente del nuoto trevigiano, Viola Magoga, 18enne studentessa dello scientifico con la passione per il nuoto pinnato, dove ha già migliorato il record italiano dei 50 metri, oltre all'oro nella competizione internazionale di quest'estate in Grecia. Perché il nuoto pinnato si va più veloci, ci si sente meglio in acqua, è una sensazione diversa dal nuoto, mi piace molto di più. Non sei insomma una maratoneta, sei una centometrista. Sì, le distanze lunghe non sono il mio forte, preferisco le distanze corte in cui si va molto più veloci. La centometrista e la maratoneta, la caimana e la libellula, o più semplicemente Barbara e Viola, due giovani nuotatrici trevigiane che, come tanti altri cittadini, hanno fatto una richiesta al sindaco. Da lunedì comincia la stagione, appunto speriamo che anche la piscina dentro sia pronta perché ne abbiamo tutti bisogno. E dal sindaco è giunta subito la conferma: entro la fine di settembre la struttura interna sarà nuovamente agibile, mentre entro fine anno saranno appaltati i lavori per il rinnovo della copertura esterna.